2, 3. Pressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Pressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bentrovati a Bresa Belesa. Con la prima domanda vi portiamo a spasso con la nostra bella metropolitana. Fingete di attraversare la città e chiedetevi qual è la stazione metro posta tra Vittoria e Marconi. È la stazione, intendendo ovviamente la ferrovia, Brescia 2 oppure San Faustino? Poi attenzione, in che anno venne ultimata la fontana addossata alla Torre della Pallata? Nel 1596, nel 1650 o nel 1695? E in dialetto è il gamisel, che cos'è? È il gomitolo, il grembiule oppure il comodino? Restate con noi, tra pochissimo le interrogazioni e le risposte. Signora Guerina, lei la metropolitana bresciana la usa, ne fruisce di questo servizio? No, Niente. mai, sono salita proprio una volta, ma per curiosità. Non è sulla direttrice, No. ecco, perché non so se è presente un po' l'itinerario della metropolitana alle diverse stazioni. Come si chiama la stazione metro che sta tra la stazione Vittoria e la stazione Marconi? È la stazione, cioè stazione ferroviaria, Brescia 2 o San Faustino? San Faustino. San Faustino, vedi? In che anno venne ultimata la fontana addossata alla Torre della Pallata, signora Guerina? Nel 1596, nel 1650 o nel 1695? Io tento perché non lo so, faccio 1695. 1695, lei la vede la Pallata? Si passa? Certo che la vedo, però non ho mai guardato se c'è scritto la data di nascita. Sì, in fasce. È il gamisel. Che cos'è il gamisel? È il gomitolo, è il grembiule o è il comodino? Il gomitolo. È andata sicura sul gamisel? Sì, quello lo conosco perché anch'io dicevo il gamisel. Si usa, ecco, va bene, brava, grazie. Emanuele, esperto in comunicazione, sei della città, della provincia? Borgo Satollo. Borsadol, pensa, ma è Piffione mica di Borgo Satollo? Sì. Ecco, vedi. E che, Dove si ferravano le oche col martellino di paglia, è abbastanza famosa. anche se qualcuno dice che in realtà era una maldicenza. Però, Davvero? non A si Borgo sa. Satollo che vita si fa, tranquilla? Ah sì, tutto bene, Capito. un bel paesino. Lascia fare i Borgo Satollesi. Allora, metropolitana bresciana, il tracciato, le stazioni. Tra la stazione Vittoria e la stazione Marconi, che stazione c'è? Stazione, cioè proprio stazione ferroviaria. Brescia 2 oppure San Faustino, caro Emanuele? Allora, no, Brescia 2 no, è prima, stazione prima di Vittoria, quindi dopo c'è San Faustino. San Faustino. Usi la metropolitana? Non è proprio sulla direttrice per il lavoro, eccetera, però qualche volta quando capita sì. Bel servizio. In che anno venne ultimata, caro Emanuele, la fontana addossata alla Torre della Pallata? Nel 1596, nel 1600, nel 1695? 1600. 1600, dove sta 1600? No, cos'era? Vabbè, non la so. non la sa, è bravo. Non la so, sono impreparato. È il gamisel in dialetto bresciano, è il gomitolo, il grembiule oppure il comodino, caro Emanuele? Allora, Veloce. il grembiule no, perché è il bigarello. Il comodino non mi pare, vado per l'esclusione a gomitolo. Ci ragiona, potremmo anche fare Stalliolo, usciamo alle... Va bene, grazie. Bene, ecco le soluzioni immaginando il percorso della metropolitana. La stazione tra Vittoria e Marconi, cioè andando verso nord, è quella di San Faustino. Poi attenzione, in che anno venne ultimata la fontana addossata alla Torre della Pallata? Venne ultimata nel 1596 e il gamisel in dialetto bresciano è il gomitolo. Grazie a tutti, vi diamo appuntamento alla prossima nostra Bresa Belesa. Arrivederci.